questa mattina siamo partiti all'alba, anzi era buio, vero? Sì. La nostra destinazione è il lago di Sorabis. Che ormai conosciamo a memoria. Sì, l'abbiamo fatto più di qualche volta. Adesso è appena uscito il sole. Speriamo in una bella giornata. Il paradiso della cioccolata. Ma questo spray al peperoncino è per difendersi o per mangiare? Ecco la mitica bomba! Non siamo ancora partiti per il nostro percorso, abbiamo già una fame, stiamo mangiando un po' di tutto, fichi secchi, frutta secca, fame pazzesca. Sarà perché ci siamo alzati alle 4:30. Fame! Il biglietto di sosta, però è Dando di il un buon bellissimo esempio, Urbex, dando il buon esempio, dando il buon esempio. 1000 persone stanno qui. Ci sono 1000 persone, quindi non sarà una passeggiata. In solitario. Il paesaggio qui è fenomenale, stupendo. Continuiamo a camminare. Degli scorci stupendi. Qui nel percorso non abbiamo trovato tante persone, una decina, anche se il parcheggio non prometteva proprio bene, perché c'erano macchine ovunque. Il panorama qua è eccezionale. C'è sempre un po' di coda quando arriviamo in questo punto. Ecco. Ora passate. Come vedete ci stanno due persone tranquillamente. C'è il strapiombo, però nulla di particolare. Ok? Siamo arrivati 1 ora e 45 e abbiamo rifugio e di fronte a noi il lago.
Vediamo se troviamo questo lago dove non si può nuotare. Eccolo finalmente. Fare il bagno no, non è giusto. Sempre uno spettacolo. Cosa non è sto lago? Spettacolo. Andiamo anche con il grandangolo. Perché facciamo una foto? Comunque non mi prendi un colpo. Siamo arrivati al rifugio e adesso mangiamo. Ecco il cibo che è arrivato. Vuoto e vuoto. Il giro del lago un po' impervio ma fattibile. C'è gente veramente ovunque. La siesta. Posizionato per un time lapse. Come sempre qui c'è tantissima gente. Gente che litiga. Gente che dorme, noi abbiamo dormito un'ora. Che paradiso. Su quel prato lì, questo, secondo me si potrebbe dormire in tenda. Sarebbe una bella nottata da fare. Con foto alle stelle. Con il prossimo anno ci pensiamo. Dopo aver mangiato, dormito vicino al lago, fatto tutte le nostre cosine, andiamo verso casa. A venire su ci abbiamo messo, andando via tranquilli, foto, video eccetera, 1 ora e 45. Adesso a scendere ci metteremo uguali, ci fermeremo anche a mangiare un po' di frutta secca, ho già fame. Dopo la scarpinata, un giretto per Cortina a vedere dei negozi che non possiamo prometterci, Assolutamente. in cerca di un aperitivo. Del North Face mi piace. Oh, No, è che dopo l'extra dai, come da? Il North Face possiamo andare a vedere. La treccia ce l'ho, mi mancano gli addominali. zoom sugli addominali. Cosa ne pensa della vetrina? Direi che allora 495 euro per questa giacchettina, da H&M me ne danno tipo 40.
Anche di più forse. Naturalmente troviamo la sagra del bevi e magna, soprattutto bevi. Siamo molto tristi di tutto ciò, vero? Questo vino è buonissimo. Vini e formaggi. Formaggi di Maiga. Poi la gente saluta, non è un tiro, gli assomiglia, non è un tiro. Un po' più su, vero? Riesci a alzarti un pochino? A me? Sì. La serata si conclude dal Bauce con Wuster e Krauti e polenta e funghi. L'abbinamento Veneto versus Austria, Tedesconia, insomma.